Vai Ferru! Non esiste nessuna scusa, 7 lettere né in orizzontale né in verticale, la parola da trovare sul campo in qualche modo e vincere. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Mazzara, giornata numero 26 del girone A di eccellenza siciliana. Geraci ha disputato una buona prova nel derby di Castelbuono. Lo 0-0 però ha portato all'8º risultato senza vittoria, ufficialmente la peggiore striscia negativa di questa stagione blaugrana, che rischiano adesso di tornare in zona play-out. Vorrebbe raggiungerla il Mazzara, attualmente ultimo con 5 KO di fila senza nemmeno segnare, 4-0 subito in casa contro la Pro Favara. Si vuole ripartire dal primo tempo positivo. Le due formazioni, novità in attacco per Mirto nel Geraci, chance da titolare per Ferruzza per la prima volta dal primo minuto dal 26 novembre, giorno del suo debutto a Geraci Siculo contro l'Aspra, sempre in casa. Guadagnoli dunque parte dalla panchina, 3-5-2, Barbagallo in porta, Lopizzo, Reghini e Coco in difesa da destra verso sinistra, centrocampo Albanese, Giovagnoli, Gonzales, De Morra e Panebianco. In attacco Ferruzza e Fernandez, in panchina Dragone e Keita a disposizione per la porta, poi Mannina, Romero, Diego Fernandez, Guadagnoli e Pineschi. Dall'altro lato il Mazzara, che oggi è guidato dal team manager Tony Minaud, che prende il posto di Dino Marino squalificato. La scontata, la squalifica invece Gomez sulla tre quarti, oggi a sinistra. Torna a disposizione Benivegna dopo più di un mese. 4-2-3-1 per i giallo-blu. Venè in porta Sfar, Zingimbala, Ciancimino e Risoleo in difesa, Diaby e Bojang. A centrocampo Pongo, Gomez Nobre e Gomez sulla tre quarti dietro Casabala. A disposizione Pizzolato per la porta, poi Ndiaye, Benivegna, Perron, Peterson, Danso e Cabalo. L'arbitro della partita è Davide Quattrotto della sezione di Messina, assistito da Giuseppe Saracino e Alessandro Firera, entrambi dalla sezione di Ragusa. Geraci in maglia blaugrana, Mazzara in tenuta giallo-blu, tutti comodi. È iniziato il match della Santissima Trinità. Pallone girato subito in fascia, lotta di testa Pongo, serie di contrasti, il pallone viene messo fuori. Punti pesanti in palio dunque oggi, con entrambe le squadre che vogliono tornare a vincere, ma non sarà facile perché appunto entrambe lottano per lo stesso obiettivo, sono entrambe nella stessa situazione, con il Geraci a ridosso dalla zona playout, 11ª posizione con 27 punti. Il Mazzara invece è ultimo a 16, al momento sarebbe retrocessione diretta. La zona playout dista 2 punti con l'Aspra penultimo a 18, sopra c'è il Fulgatore a 21. Ieri nella conferenza stampa prepartita Dino Marino ha detto che ci vogliono 9-10 punti per potersi salvare. Certo, alle dirette inseguitrici un po' di meno, e il Mazzara a dover fare sicuramente di più. Questo è praticamente uno scontro abbastanza importante perché il calendario non aiuta. Il Geraci invece, per quanto riguarda i match contro le squadre che lottano nella zona salvezza, avrà da affrontare Marineo,
e Casteldaccia. Mazzara invece giocherà contro il Misilmeri, la Nisia e l'Athletic Palermo. È andato giù di AV, tutto ok secondo l'arbitro. È proprio la squadra oggi gestita da Minaudo a muoversi. Problema del gol, come abbiamo detto, per il Mazzara è stato per tanto tempo quello del Geraci. Ferruzza supera Benè, entra praticamente con il pallone in porta, ma posizione di fuorigioco per l'ex Sant'Agata, che oggi prende il posto di Giuliano Guadagnoli, che parte dalla panchina. L'ultima volta che Guadagnoli ha fatto panchina è stata nella trasferta di Fulgatore, gol proprio di Guadagnoli nel recupero, annullato per posizione di fuorigioco. Geraci non ha vinto per questo. Occhio alla gestione in area piccola del pallone, c'era Gomez Nobre quasi pronto a calciare. Buona, bravo! Vai Fernanda, vai! Torna dietro in difesa il Mazzara. Il lancio è lungo, la sponda provata da Gomez Nobre. L'arbitro ferma tutto però. E punizione per i gialloblu. Geraci che dalla scorsa settimana sta un po' affrontando le assenze importanti di Scalisi e Ogponda, rispettivamente il mediano e il braccetto di sinistra nella difesa 3. Si è fermato anche Trepiano, sempre dalla scorsa settimana. Disponibili da più tempo invece Balsano, e praticamente per tutta la stagione il capitano Bacari Ignasi. Occhio a Giovagnoli, ce l'ha sempre sul mancino, il pallone a ridosso della linea di porta. Giovagnoli insiste, la conclusione di quello che oggi è il capitano del Geraci, Nicolas Giovagnoli, vicinissimo al gol dell'1-0 per i Blaugrana. Che era molto agonistica in questi primi 5 minuti. Sta rispondendo il Geraci dopo la presenza della Mazzara nella metà campo avversaria. Casabala, Pizzo lo stava per perdere, la marcatura comunque rimane ancora Casabala, mette in mezzo verso Gomez Nobre, cade in area, calcio di rigore per il Mazzara, il fallo su Jailson Gomez Nobre, il rigore per i giallo-blu, e questa può essere una grossa occasione per sbloccare la partita e per tornare a segnare. Vai Capri! Numero 6, 7 volte! L'avanzata di Casabala sulla fascia mancina, e adesso la conclusione è affidata a Francisco Risoleo, uno dei tantissimi rinforzi invernali del Mazzara. Sarà lui a sfidare Barbagallo. Risoleo, il Mazzara passa, il gol dell'1-0 con l'argentino
Francisco Risoleo, tutta la panchina in campo. Il Mazara torna a segnare dopo 5 partite con il gol del classe 98. Il gol di Francisco Risoleo. Atteggiamento buono del Mazara in avvio. La conclusione di Giovagnoli. Ma il Mazara ha conquistato questo calcio di rigore. L'ha segnato Francisco Risoleo. Dai Berna, dai! E mettono a terra sul cazzo di palla! Vai Valenti! Dai! Fernandes, c'è anche Albanese che lotta nel riconquistare il pallone, ma la riconquista è da parte del Mazara. Gomez Nobre, colui che ha conquistato il tiro dal dischetto per i giallo-blu. Fallo su Diego Ferruzza. Calcio di punizione stavolta per il Geraci. Seconda da titolare per il classe 2004. La Serie D l'ha fatta non solo con la maglia del Sant'Agata, ma anche con quella del Troina, dopo essere cresciuto tra Buonpastore e Palermo. In eccellenza ci ha già giocato con la maglia del CUS, ha debuttato anche in C con la Gelbison. Sul punto di battuta Valentino De Morra contro la difesa 3 che respinge la conclusione della mezzala argentina. Ancora De Morra verso la profondità, Ferruzza, pallone troppo però a Venè. Questo 26esimo turno di campionato si è aperto ieri con una vittoria per 3-1 dell'Athletic Palermo sul Castellammare. Oggi il resto del programma. Si sono sbloccati alcuni risultati, c'è per esempio il vantaggio della Pro Favara contro l'Aspra, partita che si gioca a porte chiuse. Dunque Pro Favara 1, Aspra 0, con il gol segnato da Ficarrotta. È passata in vantaggio anche la Nissa contro il Fulgatore, il gol di Previtera su rigore. Nissa 1, Fulgatore 0. Fernandes lotta in mezzo a due avversari. Il Mazara a recuperare. Per quanto riguarda gli altri match, Accademia Trapani Casteldaccia, Don Carlo Misilmeri Folgore Castelvetrano, Mazara 46 Super Giovane Castelbuono, e infine Unitas Sciacca Oratorio Marineo. La classifica aggiornato ovviamente allo scorso turno, vede la Nissa sempre in testa. Attenzione all'occasione che ha Pane Bianco, appena entrato in area piccola, non ha calciato l'ex Trapani, aveva il pallone a disposizione, niente da fare. Allora la Mazara riparte in velocità, Gomez Nobre allarga per Pongo, mette dentro, allontana Reghini in fallo laterale. Molto propositivo il Mazara, lo è stato anche nel primo tempo contro la Pro Favara. Poi il gol subito prima del rientro negli spogliatoi, il raddoppio a inizio ripresa, da lì è finito tutto. Calcio di punizione per i giallo-blu. Pallone messo in mezzo, Reghini di testa, anche Giovagnoli cerca di prenderla Ferruzza, ma la alza Sfar. C'è il fallo di Diaby e allora calcio di punizione.
Tiriamo in botta, tiriamo! Dino Marino è praticamente dietro la panchina del Mazzara, dietro le grate del rettangolo di gioco. Pane bianco morbido per Fernandes, che ha aspettato il pallone. Numero 6, stai zitto, cretino! Dai che sbaglio portiere! Numero Questa 6, qui sei un è la cretino, stai quinta zitto! sfida Dai, dai! Dai, Valentino, dai! nella storia tra Mazzara e Geraci. Mazzara che non ha mai vinto contro i Blaugrana, che hanno conquistato il successo per 3 volte, soltanto un pareggio, l'1-1 del 22 dicembre 2019. C'è il raddoppio della Nissa contro il Fulgatore, il gol di Dall'Oro, Nissa 2, Fulgatore 0. Ma Campano 3, Campano, non vede quanto avete a giocare. Lancio profondo. E Mazzara conquista anche la rimessa. La va a battere Omar Spar. Lui tunisino. L'anno scorso ha giocato con la maglia dell'ex mazzarese. Cross in mezzo, allontana Lopizio. Adesso Giovagnoli appoggia un po' così di testa, poi se la passa da solo, sempre con la testa. Ancora Spar. Il pallone rimbalza davanti Pongo. Geraci mette questo pallone giù con Lopizio a lanciare Albanese. Finisce fuori. Troppo lungo il passaggio per il compagno. Dino Marino intanto si sta sgolando verso i suoi ragazzi. Moltissime difficoltà per quanto riguarda il Mazzara in questa stagione, con una rivoluzione nel mercato invernale. Ci sono anche problemi dal punto di vista di lingua, perché i giocatori che sono arrivati sono praticamente tutti stranieri. Tra l'altro questa qui è la sfida tra le due squadre che hanno il maggior numero di giocatori stranieri all'interno di questo girone A di eccellenza. Il Geraci ne conta 13, il Mazzara invece ben 19. Cerca di conquistare il pallone Casapala, poi una sorta di schiaffo nel contrasto a Gomez Nobri. Nuovo calcio di punizione. Mazzara che sta puntando molto sulla fisicità. Al punto di conquistare punizioni importanti. La battuta di Ciancimino, colpo di testa a metterla dentro, il pallone ritorna al limite dell'area, allontanato da De Morra, lascia scorrere Risoleo, autore del calcio di rigore trasformato al 7° minuto. Sul controllo Ferruzza è lì in zona. Vai che sbaglia, vai che Sfara, sbaglia, non la vai che prende. sbaglia. C'è però Gomes. Casapala. Il lancio lungo di Sfar. Di testa prima arriva Giovagnoli, dietro per Albanese. Lì in zona c'è Pongo a pressare.
Mazzara riesce quasi sempre a conquistarsi la rimessa laterale. Lopizio allontana verso Fernandez, ma Ciancimino si rifugia da Giacomo Bené. Casapala, sponda cercata, la riprende Giovagnoli. Passaggio di Cocco sbagliato, la regala Gomez, poi Giovagnoli commette fallo. Il fischio da parte dell'arbitro che chiede calma. Giovagnoli non vuole riconsegnare subito il pallone al Mazzara, poi parla con l'arbitro, non si spiega la decisione di Quattrotto. Pallone troppo su Diaby, va a prendere Gomez, cerca di scambiare col compagno, niente da fare, recupera il Geraci, lanciato Fernandez, limite, rimpallo quasi vincente, ci pensa Spar ad allontanare, poi altro fallo in attacco. E punizione per il Mazzara. Di testa Reghini, adesso c'è la lotta con De Morra e Diaby. Il Geraci a prendersi la rimessa, 20esimo, 1-0 Mazzara. Con il Geraci che cerca reazioni. Cocco, cross, colpisce però l'arbitro. Azione fermata. Il Geraci però ha la possibilità di avere una seconda chance. Lancio lungo di Giovagnoli, il controllo in piena area, anche un po' pericoloso da parte di Leon Pongo. L'appoggio a Bené. Questa è anche la sfida tra due squadre che lungo il corso della stagione hanno cambiato veramente tanto, anche in termini di giocatori disponibili per partita, non soltanto dal punto di vista del calciomercato dilettantistico. Barbagallo si affretta a far ricominciare l'azione del Geraci. Pane bianco incontra però Gomez, era squalificato nel corso della scorsa settimana, ha saltato la sfida con la Pro Favara, oggi ritorna dal primo minuto. Il suo posto sulla fascia di sinistra ma in difesa lo prese proprio Risoleo, che oggi torna a fare il centrale. Lopizio, morbido a metà, con Ferruzza verso sinistra e Fernandez verso destra. Casapala prima di lui Cocco, Pane bianco, lotta con Gomez, si cerca di vincere il rimpallo più efficace. Giovagnoli, Ferruzza, posizione buona per Pane bianco che si va a scontrare con Bené. Nessun fuorigioco per la terna, con Pane bianco che ha avuto un'altra chance davanti al portiere avversario. Sempre la squadra di Gaetano Mirto ad attaccare. Niente da fare per Gonzales, comunque rimessa per il Geraci. Batte Pane bianco,
che nell'ultima gara in casa ha trovato il suo primo gol in carriera sul calcio di punizione contro la Folgore di Castelvetrano. Il cross di Pane Bianco, Ferruzza spalla alla porta, quasi a fare da sponda per Fernandez. Gonzales in mezzo al campo, alla fine alla meglio della Mazzara con Boyang. Allarga tutto, Pongo entra in area, vince il ripallo anche lui, mette in mezzo quello di sinistro, da dietro il tiro in porta di Boyang. Il gol del 2-0 delle Mazzara nonostante il tocco da parte di Barbagallo, il terzo gol per il gambiano da quando è arrivato in Italia. 2-0 per il Mazzara. E pensare che lui nella parte iniziale di questa stagione ha giocato all'Atletico Marsala in prima categoria, squadra che ha perso praticamente tutte le partite di questa stagione. Classe 2005, Lamin Boyang, che segnò una doppietta all'Accademia Trapani, l'ultima vittoria del Mazzara in questo campionato. Oggi fa il terzo, sempre in trasferta a Geraci Siculo. Cross in mezzo, Vené non perfetto, c'è però fallo sul portiere. Mazzara non si accontenta perché è consapevole di essere in una situazione da risolvere in questo campionato. C'è il gol del Casteldaccia a Trapani contro l'Accademia, il gol di Sferruzza, Accademia 0, Casteldaccia 1. Si è fatto male Luac Casabala, il centravanti di riferimento di questa squadra, franco-congolese, arrivato dal Belgio, dal Durbuy, squadra della quarta serie. In patria invece, in Francia, ha giocato con la maglia dello Chantilly. Anche lui ha avuto modo di segnare da quando è arrivato a Mazzara del Vallo. 2 gol di fila. Nelle 2 vittorie della Mazzara questo girone di ritorno contro Super Giovani Accademia. Barbagallo, papera e deviazione in angolo non voluta dal portiere delle Geraci. Una squadra totalmente da ritrovarsi e fare mente locali. C'è il gol del Fulgatore a Caltanissetta, segnato da Guanno, Nissa 2, Fulgatore 1. Calcio d'angolo per il Mazzara, la battuta in mezzo, colpo di testa voluto da Zingimbala. Gomez contro Giovagnoli, poi scontro a terra, si continua, nessun fallo. Ferruzza, lato corto, rientra verso il centro, cross verso il secondo palo, pallone troppo lungo sia per Fernandez che per Albanese, ma c'è stato un grande scontro con Giovagnoli e Spar. Si chiede l'intervento della panchina con il portiere di riserva delle Mazzara, Pizzolato, che entra con la bottiglia d'acqua. L'arbitro però è pronto con il cartellino giallo in mano per Omar Spar.
È rosso, coglione! Coglione, è rosso! Si rialza adesso il tunisino, Coglione! che ha ricevuto il cartellino giallo da parte dell'arbitro. Esce sangue dal labbro. Non è stato però fallo. Per l'arbitro. Sponda di Casapala, stava correndo Gomez Nobre. Adesso De Morra. Albanese dietro. Fernandez, Giovagnoli in profondità. Ferruzza, gancio volante. Filtrante Fernandez non la prende benissimo. Quella ruletta di pane bianco Gonzales. Albanese contro Pongo. Sterza sulla mancina, alla fine Pongo spazza, ma tutto su Lopizio. Il passaggio voluto da Lopizio. De Morra 1-2 con Albanese. Calcio da fuori. Valentino De Morra finisce sul fondo, non però lontanissimo dall'incrocio più lontano. Fermate il ruolo, tenere in arriva, Reghini prima di Casapala. Il rilancio da parte di Sfar. Anticipato come Snobri. arbitro, un quarto di là, Fallo laterale per il Mazzara, la battuta di Sfar, tutta su pane bianco. Trattenuta su Ferruzza da parte di Zinghibala. E si ritorna dietro da Benè. Di testa il colpo di Pongo, ma finisce fuori. Fernandez scambia con De Morra, c'è la salita da parte di Albanese, sale anche il Geracci, finisce giù. Albanese, Geracci che si prende la rimessa laterale. Fernandez ostacolato leggermente da dietro e allora corre Gomez Nobre, uno di quelli che c'è stato dall'inizio verso questa fine di stagione. In campo nella Mazzara è praticamente l'unico. In panchina c'è anche Pietro Benivegna, che assieme a Tony Minaudo dà qualche indicazione ai compagni. Lui che è rientrato da un infortunio, anche se non è proprio al meglio delle sue condizioni. Gonzales invece è tornato subito da titolare a Castelbuono settimana scorsa, dopo l'infortunio di Favara di inizio gennaio, inizio girare di ritorno. Calcia Giovagnoli, male, finisce larga e alta.
tutto di prima, poi Diaby per Gomez, 1-2 con Gomez Nobre, occhio a non confonderli, lancio lungo di Diaby a raggiungere l'altro lato. Adesso il colpo di testa di Zingimbala, Risio Leo perde il duello con De Morra, avanza il Geraci in velocità, spinta da dietro su De Morra, c'è il fischio dell'arbitro, il calcio di punizione per il Geraci. Due in barriera per il Mazzara, la battuta di Pane Bianco oltre la traversa. De Morra di testa, l'alzata di Sfar praticamente con Gomez che era arrivato accanto al compagno con il rischio di farsi male. Esce Vené e manda il pallone nel vuoto. Gonzales, morbido in controtempo albanese che rinuncia alla corsa. Lancio che raggiunge l'altro portiere, quello delle Geraci, Barbagallo. Adesso Lopizio. Reghini, Coco, lancio morbido, Fernandez, tacco per Giovagnoli, il piazzato, alla fine è centrale per Vené. Altra occasione per il capitano delle Geraci. Dicevamo in precedenza delle assenze importanti, lato blaugrana con Scalisi, Ugbonda e Tripiano nell'ultimo periodo. I Mazzara invece assenti Foglia e Lalgiugi, Dali e Alcacer. Neanche a dirlo, anche loro aggregati da quest'inverno. La battuta dell'angolo allontana Lopizio con decisione. Il rilancio di Vené ancora una volta per Barbagallo. Coco, Pane Bianco, sale, palla al piede, scarica su Giovagnoli che guarda in mezzo, ancora Pane Bianco, la scivolata molto importante di Zingimbala, calcio d'angolo per il Geraci. Batte Giovagnoli
uno schema, il tiro oltre la traversa di De Morra. Altra occasione per l'argentino. Altra occasione per il Geraci. Non la prende bene Gomez Nobre. Allora pane bianco. Prima però c'è sfor di Fernandez. Casapalla attaccato. Rimessa del Geraci. Lopizio in verticale, in due la toccano per far ripartire il Mazzara. Lancio di Barbagallo, stava arrivando a Fernandez, la prende Giovagnoli, sale il Geraci, sale il pane bianco. Solita scena, pane bianco verso l'interno, passaggio per Fernandez. Troppo statico il Geraci in area di rigore. Ha aspettato il pallone Marcio Fernandez. Deviazione in calcio d'angolo. C'è il vantaggio del Mazzara 46 contro la super giovane Castelbuono. Il gol di Giardina. Mazzara 46 1, Castelbuono 0. 3-1 della Nissa. Sul Fulgatore il gol di Agudiak. Nissa 3, Fulgatore 1. Battuto l'angolo da parte del Geraci. Pane bianco. Metti basso. Il pallone raso a terra. Gonzales Albanese. Niente da fare in fascia con De Morra che si era proposto. Risponde il Mazzara. Scivolata a vuoto di Giovagnoli. Avanza come Snobre. Cerca di salire. Squadra. Pane bianco. Aspetta Ferruzza, trascinato a terra da Sfor. Tutto regolare per l'arbitro. Casapala. Sponda non c'è. E allora Gonzales da Bruno Reghini. Lopizio Fernandez. Di nuovo dietro in difesa da Albanese. Lancio profondo di Coco per De Morra. Lui e Giovagnoli, i due che ci hanno provato di più in casa Geraci. Coco, altro regalo a Casapala. Protezione del pallone da parte di Diaby. Il pallone però era già uscito. Giovagnoli. Pane bianco nuovamente per Giovagnoli. In verticale il taglio per Fernandez. Prima di tutti Ciancimino, lui che è tornato a Mazzara del Vallo in questa stagione. Appoggia. Ha sentito di potercela fare. Calciato De Morra. Altro tiro centrale per Venè. Tempo. Doppio rimpallo. Pongo non arriva in tempo.
rimessa già battuta. Dai. Palla bianco. Vai, è chiaro, vai avanti, 5. Giovagnoli contrasto con Diaby, che vorrebbe l'ultima deviazione, ce l'ha. Il Geraci l'ha rimessa. Esce anche questo pallone di Giovagnoli, 2 più recupero alla fine del primo tempo. Mazzara sempre avanti grazie al calcio di rigore trasformato da Risoleo e al raddoppio di Boyang. Ha raddoppiato anche la Pro Favara sull'Aspra con Lucarelli. Pro Favara 2, Aspra 0. Calcio d'angolo per il Geraci, batte come al solito Nicolas Giovagnoli, pallone in mezzo, secondo palo non la prende nessuno, c'è fallo in attacco però su Omar Sfar. Attenzione a Reghini che va con il faccia a faccia, si scatina una mischia, coinvolto anche Pane Bianco. Ciancimino cerca di allontanare tutti, sono al contrasto Giovagnoli e Boyang. Si era messo in mezzo anche Gomez Nobre. L'arbitro richiama tutti alla calma, soprattutto per risolvere con una stretta di mano. Richiamato Reghini. Ammonito assieme a Casapala. Si riparte dal calcio di punizione di Ivene. Siamo dentro il tempo di recupero. Coco, Sfar fuori. Pane bianco passato da Gomez Nobre, si va dietro da Coco, sale Reghini, lo picciò Fernandez di prima verso Albanese, ma sbaglia anche Pongo. Il cross in mezzo di De Morra su Venè. Giovagnoli, Coco, Barbagallo per Reghini. Vuole sbrigarsi il Geraci per creare qualcosa di pericoloso verso la porta delle Mazzara. De Morra troppo forte per Fernandez. Sono stati assegnati 3 minuti di recupero, manca l'ultimo da giocare. Casapala lascia Pongo, non si capiscono i due. Giovagnoli si sta sacrificando molto, scendendo anche sulla linea dei difensori.
lancia! Lancia! Come più scantare a lanciare sta cazzo di palla. E fallo! Fallo di Risoleo su Fernandes. Chiude con questo calcio di punizione il Geraci questo primo tempo. Tutti in proiezione offensiva. Per quanto riguarda il Geraci, soltanto Cocco dietro la linea del pallone. Batte De Morra, pallone morbido in mezzo, allontana Ciancimino di testa, c'è però il fischio della fine del primo tempo, avanti il Mazara 2-0, il calcio di rigore trasformato da Risoleo al 7° minuto, il raddoppio di Boyang al 23°, una partita che ha visto il Mazara approcciare bene, ha risposto il Geraci con Giovagnoli, occasione però non troppo pericolosa. Da lì il Mazara ha trovato 2 gol, un ritorno a segnare che mancava da tanto tempo, 5 partite a secco prima di questo pomeriggio. Geraci che ha cercato di rimediare con lo stesso Giovagnoli e De Morra, e ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre qui in diretta dal Santissima Trinità. Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Il primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma di, malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura, soprattutto nel primo tempo, però ringraziato a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a far nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertolli è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po'
che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol. Ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino e soprattutto che rimane la porta inviolata. Mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però, ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione, la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati, mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente, ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi, hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese, perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente, perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi, ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti sanno che devono giocarsi la partita la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio. Opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo, Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare, contrastato da Lopito, tacco da Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe, soffre Arenoso, non è passa Diallo, la loro, diciamo, la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, meglio poi serve Torres, calcia in bocca a Barbagallo, Jantus, il pallone tagliato, poi Russo prova a apporsi, il pallone in mezzo, Piarosa, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare profondità Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto a battere attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci, conclusione Jantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Supergiovane, Castelbuono e Geraci.
È iniziato il secondo tempo di Geraci Mazzara, 26esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, 2-0 per i gialloblu. I gol al 7° minuto di Risoleo su calcio di rigore e di Boyang al 23esimo. Due cambi nel Geraci. Squadra di Mirto a trazione offensiva con gli ingressi di Pineschi e Guadagnoli. 2 punte per Gonzales, il mediano, e Albanese, l'esterno destro. Geraci che è passato a 4 in difesa con Coco, terzino destro, Lopizzo e Reghini centrali, Pane Bianco che sale sulla fascia mancina, De Morra fa il mediano, Giovagnoli mezzala sinistra. Fernandez sulla tre quarti di destra, Pineschi sulla tre quarti di sinistra, Ferruzza trequartista, Guadagnoli punta. Questo è un po' lo schieramento del Geraci in questa ripresa. Mazzara che non ha cambiato nulla. Bene in porta, Sfar, Zingimbala, Ciancimino e Risoleo in difesa, Diaby e Boyang a centrocampo, Pongo, Gomez Nobre e Gomez dietro, l'unica punta Casabala. 4-2-3-1, in panchina c'è il team manager Tony Minaudo al posto di Dino Marino squalificato. Punizione Geraci. Parte Pane Bianco. Anche questo pallone oltre la traversa, non è la prima volta. A disposizione nel Geraci ancora Dragone e Keita per la porta, poi Manina, Romero e Diego Fernandez. Nella Mazzara invece Pizzolato e il portiere di riserva, poi Ndiaye, Benivegna, Perron, Peterson, Danzio e Cavallo. Lancio in profondità, pallone per De Morra, anche lui ci ha provato abbastanza nel primo tempo. Fernandez, il cross di controvaldo è uscito male. Occasioni ghiotte anche per Marcio Fernandez. Un Geraci statico in area di rigore quando ha avuto modo di calciare. Per quanto riguarda gli altri risultati, c'è il Mazzara 46 in vantaggio sulla super giovane Castelbuono per 1-0, il gol di Giardina. Pro Favara avanti sull'Aspra 2-0 con i gol di Ficarrotta e Lucarelli. 0-0 tra Unitas Sciacca e Oratorio Marineo. 0-0 anche tra Don Carlo Misilmeri e Folgore Castelvetrano. Casteldaccia avanti a Trapani contro l'Accademia, il gol di Sferruzza. Invece la Nissa è avanti per 4-1 contro il Fulgatore. Previtera su rigore, il raddoppio di Dalloro ha accorciato Daguanno. Poi la doppietta di Agudiak. C'è il gol dell'Unitas Sciacca contro l'Oratorio Marineo, ha segnato Niosi, Sciacca 1, Marineo 0, e ha raddoppiato il Mazzara 46 sulla super giovane Castelbuono con il gol di Pace. Mazzara 46 2, Castelbuono 0.
Questo tutto il recap dagli altri campi. Cross in mezzo per Vené. Chi la blocca? Mazara che grazie ai gol di Risoleo e Boyang è tornato a far gol. Un gol che mancava da 5 partite, una striscia in cui Mazara ha sempre perso. Oggi sbloccherebbe anche la vittoria la squadra allenata da Dino Marino. Ovviamente ci sono ancora 40 minuti da giocare. Pongo, fatto lui l'assist a Boyang, l'occasione dello 0-2. C'è punizione per il Geraci. Nel corso del primo tempo sono stati ammoniti anche 3 giocatori. Nel Mazara, Sfar e Casabala, quest'ultimo in occasione di un confronto acceso con Reghini, muso a muso i due. Anche il centrale delle Geraci si è fatto ammonire. Ha accorciato l'Aspra a Favara il gol di Messina, Pro Favara 2, Aspra 1. Fernandez mette giù, evita Diaby, corre ancora Fernandez, allarga nella zona di Pineschi, il cross provato dal classe 2004 brasiliano. E calcio d'angolo. La battuta in mezzo di Giovagnoli, il colpo di Ferruzza raccolto da Vené, ma c'è stato fallo in attacco. Si è rialzato Sfar, protagonista dello scontro di poco fa, fischiato dall'arbitro Davide Quattrotto della sezione di Messina, assistito da Giuseppe Saracino e Alessandro Firera, entrambi di Ragusa. Retropassaggio di Zingimbala per Vené. Coco, Giovagnoli, pane bianco forte su Reghini, che gira tutto in fascia. Ancora Coco, la leva Cencimino, stop a seguire, troppo per De Morra. In fascia stava andando Casabala, il contrasto con Gomez su De Morra. È stato proprio l'esterno della Mazara a far fallo. C'è il giallo pronto.
Gomez. It's so good. Good. Giangiolino. Hey. Occhio a Ferruccia. In mezzo si propone Guadagnoli, allontana di testa Ciancimino. Sfar la va a prendere le Geraci con Pineschi. Piazzato subito bloccato. Gomez Nobre. Fallo su di lui. Sceneggiatori! Si è fatto male Boyang. Esce zoppicante. Sei un cretino! Mazzara momentaneamente in 10. Numero 6 sono della 6-10! Gomez Nobre si prende la rimessa laterale. Oh, ma metti la pomata! Andiamo lì! Ma metti la pomata lì! De Morra. Ferruzza in avanti verso Fernandez. Il contrasto la prende Pineschi, poi il lancio di Sfar. Si lotta tantissimo in mezzo al campo. Tantissimo. Sin da subito. Una partita molto fisica. Questa qui tra Geraci e Mazzara. Ha raddoppiato l'Unitas Sciacca contro l'Oratorio Marineo. Il gol di Iraci. Sciacca 2, Marineo 0. Casabala. Giù, tutto ok. La riprende Giovagnoli. Pallone per Pineschi. Trova Ferruzza. Sale Fernandez a destra. Pallone in verticale. Anticipa tutto Gomez. Si capisce il Mazzara con il rientro in campo di Lamin Boyang. Lancia sta palla! Lanciala! Coco. Lancio in mezzo verso Guadagnoli. Fernandez al volo. Allontana Ciancimino. Geraci vorrebbe credersi. Ancora Lopizio. Pallone preso da Pane Bianco. Giovagnoli. Morbido. Non riesce a prendere la Pane Bianco. La spazza via Asfar. Allontana anche Zinchimbala. Lopizio ostacolato da Casabala. C'è fallo da parte del franco-congolese. Lamentato una trattenuta di troppo. Chiede scusa l'attaccante della Mazzara.
pane bianco riesce a passarla in scivolata in qualche modo a Pineschi e rimessa laterale per il Geraci. Cambio per Mirto, dentro anche Diego Fernandez in questo modulo a 4. Esce De Morra, entra Diego Fernandez. Colpo di testa all'indietro da parte di Boyang, calcio d'angolo per il Geraci. Batte Pineschi. Parte il suo destro, secondo palo troppo lungo, il pallone per Lopizio. Si prende tutto il tempo possibile il Mazzara. Casabala continua a lottare, c'è il fallo. Le proteste di Gomez Nobre. Bisogna aspettare l'arbitro prima di battere la punizione. Adesso si può andare con la battuta di Lopizio. A rientrare, pallone alto, Vené contrastato, fallo in attacco sul portiere. Geraci che aveva segnato, ma il gioco era già fermo. Occhio a Casabala. Gol della Nissa, 5-1 sul Fulgatore, ha segnato Gueye, 5 gol per la Nissa. Fulgatore 1. Pongo. Controllo, nuovo entrato Diego Fernandez che recupera il pallone. Giovagnoli evita Gomez Nobre, allarga da Pineschi. Ancora Pineschi, tacco. Ancora per Diego Fernandez che fa altri metri. La rimessa laterale per il Geraci, che detiene sì il possesso palla. Deve però rischiare di più. Coco sbaglia il servizio per Ferruzza, troppo sull'avversario. Geraci abbastanza sprecone quando si trova davanti alla porta. E tanta anche però la questione imprecisione. Fernandez in area, la mantiene in campo, ce l'ha sul sinistro, passa dietro per il tiro di Ferruzza, il gol del Geraci, il primo in maglia blaugrana per Diego Ferruzza, alla seconda da titolare, 2-1. Geraci che torna a segnare su azione dopo 8 partite e adesso potrebbe iniziare un'altra partita qui al Santissima Trinità.
Sono partiti pure i fumogeni per il gol di Ferruzza. Dai, dai! Dai Ferro, dai! Oggi lui ha preso il posto di Guadagnoli. Occhio però a Gomez Nopri che rientra. Casapalla, deviazione di Reghini. Il calcio d'angolo, ma a rischiare l'autogol. La battuta del calcio d'angolo, esce Barbagallo, fallo sul portiere del Geraci. Che adesso dovrebbe allontanare Casapalla. Ci crede la squadra di Gaetano Mirto, che non vorrebbe restare a secco anche con l'ultima in classifica. Casapalla girata senza fallo. La recupera di Diego Fernandez, che è entrato benissimo. Ancora nessuna mossa dalla panchina da parte della Mazzara. Fernandez ha preso fiducia dopo l'assist e prova il tiro dal limite dell'area di rigore. In campo sull'erba ci finiscono in 3 a terra. Zingimbala rimane giù. Il primo gol in carriera per Diego Ferruzza. Non giocava da titolare dal 26 novembre. Fu la gara vinta per 4-0 dal Geraci contro l'Aspra. Così è successo a Pane Bianco con la Folgore, è successo oggi a Ferruzza con il Mazzara. Giù Ferruzza, resiste Guadagnoli. Adesso Giovagnoli, pallone allargato, Fernandez cerca il servizio dentro. Si ritorna dietro. Guadagnoli, pallone per Pane Bianco, scambia molte volte il Geraci. Fernandez mette in mezzo, secondo palo, il gol del 2-2, ha segnato Guadagnoli. Il Geraci la riprende con Guadagnoli. Risulta tutto il Santissima Trinità, la mossa dalla panchina di Gaetano Mirto, passa in campionato Giuliano Guadagnoli. Altri dialoghi in mezzo al campo. Ancora Fernandez, gasatissimo dopo il secondo assist di giornata, si va a prendere l'angolo.
la battuta dell'angolo con palo bianco, secondo palo, serie di tocchi con Ciancimino, allontana Risoleo. Gol della Super Giovane Castelbuono contro il Mazzara 46, ha segnato Torres, risultato sul 2-1, ma il Mazzara 46 ha fatto il terzo con pace, doppietta per lui. Mazzara 46 3, Castelbuono 1. Nessun aggancio per quanto riguarda Casabala. Allora riprende a giocare il Geraci. Prova a correre Gomes. Adesso ripreso da parte del Geraci. Ennesimo recupero però di Ciancimino. Rimessa per il Mazzara. Guadagnoli dietro per Lopizio. Geraci vuole chiaramente rimontarla. Mazzara che è stato praticamente dentro la propria area in questo secondo tempo. Colpo di testa di Guadagnoli, c'è però la segnalazione di fuorigioco. Bravo! Vai Fernandez! Bravo Coguzza! Facci! Bravo! Sempre vai che ti ascolti! È fatto! Pallone per Fernandez, fuori gioco. Non ci bastano due no, non ci bastano! Andiamo al terzo! In questo... Bravo Nico! Bravo! Andiamo là, a Ferruzzi! È fuori! Calcio di rigore per il Mazzara, batte Risoleo. Possibilità di riportarsi in vantaggio. Il mancino in porta, la doppietta di Francisco Risoleo su calcio di rigore. Il Mazzara è di nuovo in vantaggio 3-2. Festeggia la squadra giallo-blu con il secondo rigore su 2 trasformato da Risoleo. Testa di cazzo! Clima acceso in campo.
si accende una rissa o quasi in campo. 6-1 della Nissa con Cittadini sul Fulgatore, 3-1 della Pro Favara contro l'Aspra. Diciamo che il Mazara vuole prendere tempo. C'è un cartellino rosso, gli animi si scatenano anche sulla panchina della Mazara. È uscito Gomez Nobre che non l'ha presa benissimo, ha lamentato qualche trattenuta. Cambi nel frattempo nella Mazara con l'uscita di Pongo per Perron. Non è un bel clima quello che si respira allo stadio. È stato espulso Gomez Nobre dal Mazara. Ecco che volano anche le mani perché Gomez Nobre è stato invitato a lasciare con fretta il campo. Ed ecco che si è scatenata la vera e propria rissa con Gomez Nobre che è stato provocato. Gomez Nobre ha reagito ed ecco qui il risultato. C'è stato anche l'intervento dei carabinieri presenti a bordo campo. Allontanato Casavala per farlo calmare. Dopo il 3-2 di Risoleo su rigore si è scatenato tutto ciò. C'è un altro rosso per Pane Bianco. C'è il rosso anche per Casavala. Girati in 10, Mazara in 9. Espulso Pane Bianco nel Geraci, presumibilmente per una reazione violenta all'interno del mischione che si è scatenato a bordo campo in prossimità degli spogliatoi in occasione dell'uscita dal campo da parte di Gomez Nobre.
che è stato espulso a sua volta per lo stesso motivo, espulso Casavala. Arbitro attento! Arbitro, sempre cogliονito sei! Hai il movimento della partita! Ci sarà un larghissimo recupero. Questo Girati Mazzara, 3-2 Mazzara. Segnato nel corso degli ultimi 10 minuti di questa partita. Sempre con Risoleo, sempre sul calcio di rigore. Diego Fernandez. Solita sgasata in faccia, insiste il cross con il mancino. Pallone però sul fondo. Capitano, in pista di Giovanni, gioca! Oh, tempo, buonissimo! Capitano, capitano, gioca! Fuori, dai! Allarga parte! Lancia! Allargali! Lancia! Sembrano così. Vai, veloce! Falli salire, falli salire! Vai, gioca! Pallone al vuoto, il tiro di Guadagnoli. Incredibile a sfiorare il palo. Vicino al 3-3 il Geraci, vicino alla doppietta Guadagnoli. Siamo dentro il tempo di recupero. Ci saranno ancora tanti minuti da giocare. Cross sul secondo palo, il 3-3 di Bruno Reghini. Al 91esimo ha segnato Bruno Reghini dalla difesa, il suo colpo di testa per il suo primo gol in Italia. Non segnava dal 2018. 3-3. Il Geraci la riprende nuovamente con Bruno Reghini. Nel tempo di recupero, con un Geraci in 10, con un Mazzara in 9, ha segnato Reghini. Adesso la squadra di Mirto vuole ottenere ciò che ha voluto maggiormente in questo secondo tempo. Bravo, bravo! Vai, Nico, dai! È entrato anche Romero. Dai! Vai, Bartolo! Coco si mette davanti a lui Risoleo. È rimessa per il Geraci. Già battuta. Romero. Giovagnoli guarda la porta, calcia per alto. C'è l'allungamento di testa verso Fernandez, ci pensa Risoleo. Gomez
fallo di Ferruzza. Si recupera! Gomez che rifiuta l'aiuto di Fernandez per rialzarsi da terra. Non dormire, ma sai che da adesso? Giovagnoli, cross in mezzo, uscita di Venè. Si era buttato in mezzo Reghini, quasi a prenderci gusto. Praticamente è stato spostato sul fronte offensivo il difensore del Geraci, con Romero che ha preso il suo posto. Mazzara pronto a fare un altro cambio nel corso di questo tempo di recupero. Tempo! A 50 Assalaino. Partita pesante oggi come i punti in palio. Mazzara che vorrebbe conquistarne almeno uno, a detta di Dino Marino. Lancio lungo di Lapizzo, tutto su Venè. C'è stato però fuori gioco e adesso il cambio per il Mazzara. Entra Ndiaye, esce Diaby. Altri giapponesi! Tempo! Assalto Geraci in questo finale. Sbagliata però il servizio di Romero. Allora Gomez si muove Perron, la passa dietro, altro lancio lungo, controlla Lopizio alla fine. Giovagnoli, Fernandez stava perdendo l'equilibrio, il cross in mezzo, allontana Ciancimino, pallone per Lopizio, l'ennesimo cross, pallone per Venè. Romero riflette un po' prima di lanciare Reghini, fuori gioco del brasiliano. Siamo all'8° di minuto di recupero. Si continua a giocare per minuti persi in occasione della confusione che si è creata in campo dopo il momentaneo 2-3 del Mazzara. Espulsione Gomez Nobre. Nel frattempo è finita a Caltanissetta, la Nissa ha vinto 7-1 contro il Fulgatore. Azione! Fuori Ferruzza, Venè si distende, pallone ancora vivo Fernandez, ancora Venè che salva il risultato. Geraci a millimetri dalla rimonta, nel finale è ufficiale il 3-3 tra Geraci e Mazzara.
Partita assurda, finita in 9 contro 10 con il Geraci che ha avuto un'occasione colossale, doppia occasione per il doppio salvataggio di Giacomo Venè. Entrambe le squadre si prendono un punto. 1-0 avanti con il calcio di rigore di Risoleo, il raddoppio di Boyang, il Geraci recupera con Ferruzza e Guadagnoli, ancora Risoleo, ancora su rigore, fa 3-2, il 3-3 definitivo è segnato da Reghini, doppia chance nel finale per il Geraci, è stato Venè l'eroe del Mazzara a salvare questo risultato. Una partita incredibile, molto fisica, con tanto nervosismo. Le due squadre ancora si dovranno sudare questa salvezza. È tutto dalla Santissima Trinità. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci. Cazzato, fa la prossima partita.